Ciao, cara. Poi, No, allora, tutto bene? siccome tu hai due bambini in non devi... No, butta la gomma, butta la gomma. Tieni. No, che schifo, Federica. Là. No, nella gamba. Ma dai. Meschina. Come mischina? Come stai tu? Cioè, io sto bene. cosa mi Tu racconti come di stai? bello? C'ero a Sharm el Sheikh. Eh? A Sharm el Sheikh. Magari Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh. Lì ero. Lì sei andata. Per lavoro? No, a sbagassarmi. Quanta c'è oggi? Cos'è oggi? Quante ne abbiamo contate? Oggi siamo a 40. 71. Devi dire a sfagarmi. Ah, ero a sbagassarmi. Cioè, mi sono anche addormentata al sole, si vede. No, non si vede, magari no. È C'è- segno bianco, ma se viaggia di Areus, Ma cosa- Storie cosa strane? permetti? Storie strane sempre. Stavo prendendo il sole in topless. Un topless. Quando me ne arriva uno vecchio, tipo... Quanti anni hai tu? 47. No, troppi. Un po' di me non ce n'aveva. Mi ha detto un beccio, scusa. No, vabbè, ma non era come te con Carrizzoni. Era alto, calvo, magrolino. Eh. E comunque come si è avvicinato lì a guardarmi così, mezzo seminuda. beh, sì. Gli si è stretta la mutandina nella zona ZTL, capito? La zona... Ma te ZTL? Zona traffico limitato. E mi ha detto... Ma non fare questi gesti, dai, che E mi ha... sei... ho fatto un... dai. E mi ha detto, ho fame d'amore, vieni a cena con me. Ho fame d'amore. Vieni a cena con me. Beh, mi auguro che tu non ci sia andata. Io no, pago cosa? Cioè, mi sono mangiata al mondo. Sono a Rutti di Aragosta ancora. Ma non dire queste cose, ma è scema. Ma tu hai detto che era vecchio, era brutto. Ma c'aveva il portafoglio giovane. Stavano uscendo i bigliettoni così sembrava un panino imbottito. Scusa, ma che insegnamento dai alle ragazze che ci stanno seguendo, scusa? Cioè, è vero. Non andate con i vecchi pieni di soldi. Brava. Ok? Andate con quelli che usano le carte di credito, che sono più comode. Ma smettila, dai, ma Cioè- c'era gente famosa, ce n'era Sì, lì. no, gente famosa. C'era Puppo con il nonno. Con il nonno, chi è il nonno di Pupo? Vecchioni. Cioè, Poi chi c'era? allora, poi c'era il sarto dei Jalis. Balla, Razen. C'erano anche i Jalis, ma lo sai che riconoscevano più al sarto che ai Jalis? Mischini. E poi ci ho cravato la mia solita figura all'offia. Me lo immaginavo, perché? Stavamo facendo il karaoke. Sapevamo, sì. Arriva, passa questa tipa con il pancione e io, maschio o femmina? E non era Plattinetto. Metti che sta figura all'offia. Ma smetta, vieni qui, ascolta, però adesso basta con i racconti, noi ti invitiamo perché tu sei una brava cantante, una grande artista, quindi ci fai sentire una bella canzone anche oggi? Certo, mi fa solo che piacere. Dai. Maestro, la sai quella struggevole a te di Giovanotti? A te di Giovanotti, Là dove il microfono. dove è il microfono? Là dove il microfono. Dammi qui, capretta. Prego, maestro. A te che sei l'unico al mondo, l'unico ragazzo, tu che nella mia vita non hai mai fatto un niente, un niente. Ogni volta che rifletto, quando io ti guardo, mi viene solo da pensare, cacchio che bastardo. A te che eri il mio amore grande ed il mio grande amore, il mio stipendio lo finivi in 4-5 ore. A te che mi hai preso tutto e mi hai rovinato, ma maledetto il giorno che io ti ho incontrato. A te che ti ho trovato solo e affamato, con le tue spalle al muro, tutto depilato. Di me alla fine tu ti sei solo approfittato. Chirivighi, un accidenti, brutto delinquenti. No, grazie! Miss Vita! A te! E con queste bellissime note di Giovanotti andiamo in pubblicità e torniamo fra un minuto. Un minuto Appena. due, un minuto o due. Grazie!